Buonasera telespettatori e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme le Persone. Oggi è il 31 maggio, siamo in diretta dagli studi di Rubano in provincia di Padova e sono le 21.00 come potete vedere dal nostro schermo. Oggi in questa puntata un po' particolare, il post elezioni, post par condicio, cioè alla fine ci siamo liberati dalla par condicio, chi dice che è una forma di schiavitù, chi dice che è una forma di democrazia. Io non voglio indagare, però personalmente è stato un gran sacrificio mettere il cronometro, seguire i tempi, perché tutti vorrebbero parlare di più, alla fine bisogna rispettare le regole. Oggi invece parliamo del post elezioni. Ieri nella puntata dedicata alla Serenissima Canale 15 abbiamo avuto un consesso di opinionisti, giornalisti fra i più qualificati del Veneto. Oggi invece abbiamo i politici. Vi dico già che hanno vinto tutti quanti, perché ormai si sa che funziona così. Tutti hanno vinto e adesso vedremo come. Vado subito a presentarveli. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Emanuele Crosato, che è stato candidato alle europee per Forza Italia, nonché consigliere provinciale per la provincia di Treviso, sempre di Forza Italia. Benvenuto Crosato. Buonasera a lei e ai telespettatori. Poi abbiamo Francesca Zottis, che invece è consigliere regionale del Partito Democratico, regionale Veneto ovviamente. Buonasera, benvenuta. Buonasera a tutti. Poi abbiamo Monica Sabo, che invece è consigliere comunale di Venezia del Partito Democratico. Benvenuta. Buonasera a tutti, grazie. Poi abbiamo Marco Chiozotto, che è simpatizzante Fratelli d'Italia per Mestre e Venezia. Buonasera. Benvenuto. E poi da ultimo, ma non per ultimo, Paolo Tonin, che invece è coordinatore e segretario della Lega per il Cittadellese, ex sindaco di Campo San Martino in provincia di Padova. Ecco, spieghiamo ovviamente benvenuto Tonin, buonasera. Che ovviamente il Cittadellese è una zona in provincia di Padova, riferimento Cittadella che insomma sta facendo anche bene sta facendo bene anche dal punto di vista calcistico. Bene, allora dicevo prima in battuta che tutti i partiti hanno vinto, tranne Forza Italia, o no, Crosato? Forza Italia è andata male sicuramente. No, sul serio, è convinto che dice no, perché in genere tutti dicono che... Io sono sempre molto obiettivo e quindi guardo i numeri sicuramente ci danno in grossa difficoltà. Noi avevamo però un obiettivo, quello di fare eleggere il nostro presidente Berlusconi, ci siamo riusciti, avevamo utilizzato quasi tutti, anzi tutti, le tre preferenze, la prima preferenza era Berlusconi, quindi noi avevamo una missione, quella di riportare in Europa e quindi ridare anche capacità politica al nostro leader e questo è stato un obiettivo raggiunto. Poi per quanto riguarda il Veneto mi aspettavo personalmente una percentuale più corposa e più importante, non è stato così, purtroppo dobbiamo riflettere su questi dati e prendere poi delle considerazioni future per il nostro partito. Ecco Sambo, io direi invece che la Forza Italia è stata talmente schiacciata in Veneto dalla Lega, cioè nel senso che non ha avuto quartiere, cioè ha ceduto veramente quartiere alla Lega. E vorrei anche chiedere così un parere puramente tecnico, come mai invece i veneti non hanno dato spazio a Forza Italia, hanno continuato a dare consensi a una Lega che comunque in un certo senso ha tradito il mandato del referendum dell'ottobre 2017 per l'autonomia. Sì, per quanto riguarda almeno Venezia è evidente la situazione di Forza Italia viene fagocitata dai voti della Lega e lo si vede, di fatto Forza Italia prende gli stessi voti di partiti minori come Più Europa oppure anche Europa Verde mi pare sia, insomma gli stessi più o meno un centinaio di più o di meno, ecco. E viene fagocitata invece dalla Lega che fa un risultato diverso rispetto al solito. Devo dire d'altronde che il Partito Democratico continua a difendersi in città storica. Siamo il primo partito in alcuni seggi, arriviamo anche al 50%, in tutta la municipalità di Venezia, comprese le isole, siamo il primo partito con il 33%. A Mestre, in tutto, o meglio, prendendo la terraferma e tutto quindi il comune, arriviamo però come secondo partito con percentuali che ci fanno ben sperare, perché siamo comunque all'incirca sul 28% e ci fa un po' sperare di poter lavorare anche per il prossimo anno. E su questo ovviamente non si capisce, probabilmente la questione anche veneziana è che la coalizione di centrodestra ha fatto delle promesse in merito al referendum sulla separazione. Queste promesse Brugnaro non le ha mantenute agli elettori
del centrodestra e i leghisti in particolare, probabilmente è una reazione anche a questa spaccatura che di fatto c'è tra la Lega e Brugnaro a Venezia. Questo sicuramente molti elettori di centrodestra lo dichiarano a Venezia. Ecco, benissimo. Lei diplomaticamente non ha risposto alla mia domanda, ma gliela rifaccio dopo, a proposito del referendum. Però ecco, Tonin, questo aspetto vediamo anche il 5 Stelle, mi spiace, abbiamo provato a imitare gli amici del 5 Stelle, ma avevano tutti impegni. Non ci sono ahimè, moltissimi esponenti del partito in zona, però quello che volevo dire è che c'è questa, ormai l'elettore è diventato, come dire, in un certo modo molto selettivo, cioè molto rigoroso. Chi vede una persona che fa delle promesse e puntualmente poi, se queste promesse non vengono mantenute, si vendica, mi passa il termine, poi non votandolo più. Non è più come una volta. Le faccio questa domanda apposta perché lei sicuramente mi dicono che è una delle tessere storiche della Lega, quindi sicuramente esperienza. Beh, io sono un militante Lega da tanti anni, al di là di quello credo che l'analisi vera politica di questa elezione sia sostanzialmente c'è un unico venditore, anche se tutti rivendicano un loro pezzettino di vittoria, no? Ma il vincitore di queste elezioni ha un unico nome, si chiama Matteo Salvini, il quale ha vinto perché promette delle cose e le mantiene. Credo che questo sia l'esito di questa elezione e quindi la Lega si è confermata come partito leader. Nel Veneto un elettore su due vota Lega e quindi credo che ci siano pochi discorsi da fare. Sostanzialmente credo che proprio l'elettore cerchi di ottenere non è più tempo di promesse che poi mantenute o mantenute in parte. L'elettore vota chi si esprime, chi promette e poi mantiene. Questo credo sia sì, perché poi i 5 Stelle in effetti da questo punto di vista sono stati battuti, no? Cioè, hanno promesso una rivoluzione organizzativa totale, poi alla fine hanno detto no a tutti e sono stati puniti in 2 regioni e hanno continuato questo percorso. Chiazzotto, ecco, le faccio invece una domanda un po' diversa. Allora, Tonin dice il vero leader indiscusso, il vero vincitore indiscusso di queste europee è sicuramente Salvini. Ha raddoppiato dal 17 delle politiche, anche se poi le elezioni europee si va detto che sono 2 cose diverse, europee e politiche. Sì. Però ecco, la Meloni ha fatto, dal mio punto di vista, che io comunque mi considero un studioso fra virgolette della materia, ha fatto una campagna politica nazionale molto simile a quella di Salvini, cioè anche se vogliamo tenori abbastanza simili, cioè come politiche sociali eccetera eccetera. Ma come mai non è riuscita, secondo lei, Fratelli d'Italia a sfondare con una percentuale più ampia? Da quanto danno i risultati abbiamo raddoppiato i voti, insomma non è che non si sia riuscito a sfondare. Ovviamente la Lega adesso è il partito che riscuote maggiori consensi, ma io penso che il risultato dei Fratelli d'Italia basati su una politica di coerenza abbia portato i suoi frutti. Infatti, ripeto, il numero è raddoppiato dalla percentuale, siamo passati da 3,8 a quasi 7% a livello nazionale. Questo mi sembra che sia un risultato decisamente importante. Diciamo che anche è un partito nato è più giovane degli altri, pertanto ci vuole anche un tempo per poter prendere, diciamo, posizioni nel territorio con una politica dei militanti che va quasi di porta in porta. Io penso addirittura, non so come poi Tonini mi piacerebbe sapere la sua idea, però che addirittura Salvini copi la Meloni dal punto di vista mediatico, intendo, cioè nel senso molte cose. Io, ripeto, ho studiato un po' anche i comportamenti, perché voi sapete che la comunicazione è il mio lavoro, visto che molti degli atteggiamenti, delle strategie, anche dei discorsi fatti dalla Meloni vengono puntualmente diciamo, utilizzati anche da Salvini. Ma io credo che fra Salvini e la Meloni i punti in comune siano parecchi.
non mi sento assolutamente di dichiarare che Salvini imita la Meloni, cioè la strategia di Salvini è da sempre molto chiara, è una personalità, il Matteo, che ha preso un partito al 3,9% e l'ha portato oggi al 34%. E credo perché proprio la sua determinazione, la sua capacità di capire le esigenze della gente, dei popoli siano impareggiabili. Cioè io credo che negli ultimi decenni difficilmente ci sia stata una personalità politica assimilabile a Matteo Salvini. Vabbè, diciamo che ci sono state figure anche simili negli ultimi decenni, poi magari qualcuno è durato anche poco, è sparito, però diciamo, vabbè, sicuramente, come dicevamo prima, oggi l'elettore ha bisogno di coerenza, le cose non vanno benissimo dal punto di vista economico e anche dal punto di vista sociale, anche se poi comunque certi numeri possono essere anche, uno può aver aggiunto uno zero in più e sembrare magari potenzialmente diversi rispetto a quelle che potevano essere realmente, però Posso aggiungere una certo, cosa? assolutamente. No, io penso che sia una cosa fondamentale quello che lei sta dicendo, che l'elettore adesso non fa più il tifoso di calcio, nel senso che l'elettore finalmente, penso che l'italiano abbia capito che è il tempo di votare quel partito che ti dà sicurezza, che mantiene quello che dice, a differenza delle bandiere o delle varie ideologie, perché possiamo dire a tutti quanti che è famoso in campagna elettorale, tutti quanti promettono, poi alla fine chi mantiene, sono poche le persone che mantengono quello che dicono in campagna elettorale. Pertanto l'italiano penso che sia arrivato al punto che capisce di dare le preferenze a chi gli dà più sicurezza in questo momento. Benissimo. Ecco, senta Zoltis, possiamo considerare, diciamo, la vittoria del PD, perché poi alla fine dipende anche dai punti di vista. C'è qualcuno che dice che il PD ha preso meno voti rispetto a valori assoluti se fossero andati a votare tutti quanti, vabbè, ma questi sono i numeri di voti assoluti e i numeri di voti relativo, però questo, fra virgolette, recupero del PD può essere considerato come dire, un rimbalzo tecnico, perché c'è stato diciamo il 5 Stelle che ha perso tanti voti, quindi automaticamente avete avuto un riversaggio di voti verso di voi. Io credo che questo sarebbe un po' semplicistico, nel senso noi siamo ripartiti e questo è un punto di partenza, non possiamo dire di aver vinto perché ha vinto Salvini su questo e ha vinto Zaia, perché in Veneto il 47%, in alcuni comuni il 50% a livello generale. Credo che sia un elemento che vada considerato anche con molto realismo rispetto alle prossime scadenze. Poi, che noi abbiamo recuperato anche dei voti dei 5 Stelle, questo sicuramente, lo dicono anche dei sondaggi di SVG, come ne abbiamo recuperati di gente che non è andata a votare, come abbiamo recuperato dei voti dall'EU, come abbiamo recuperato dei voti da Più Europa, quindi siamo sicuramente un partito che si sta rialzando. Abbiamo fatto però più di quello che è appena stato affermato, nel senso che abbiamo ricominciato un processo unitario e identitario, che credo che sia più che la coerenza, mi scuso, che vinca. In questo momento vince sicuramente la chiarezza. Salvini ha dato una linea molto precisa in cui lui si sta muovendo. I risultati io francamente a livello economico non li ho ancora visti, però sarà un problema personale. Però c'è una linea identitaria estremamente precisa. Il PD la sta ricostruendo e questo l'elettorato l'ha considerato e ha cominciato a ridargli fiducia in termini di credibilità. Credo che il lavoro sia solo all'inizio, che debba essere continuato e la composizione delle liste, soprattutto nel nord-est, ne è assoluta testimonianza, perché avevamo comunque dei candidati che rappresentavano tutti i mondi, dal mondo dell'azienda, dal mondo dei lavoratori, dal mondo dell'immigrazione, dal mondo degli amministratori, dell'insegnamento, dell'ambiente. Avevamo un livello altissimo di candidati, anche il numero di preferenze lo ha testimoniato e anche il recupero che nel nord-est comunque in termini di voti c'è stato rispetto anche ad altri collegi. Quindi credo che sia un punto di partenza. Sicuramente stiamo anche un po' smontando il Movimento 5 Stelle, nel senso che è chiaro che quando tu in qualche modo prendi tutto, fai assopiglia tutto da destra a sinistra al centro, a un certo punto l'elettorato che non capisce più da che parte stavi e soprattutto stai governando con una forza comunque di destra, perché in questo momento stai governando con una forza di destra, è chiaro che il pezzo di elettorato di centrosinistra che prima ti votava probabilmente in questo momento si sta rispostando sul nostro fronte. Benissimo. Quindi Zoltis, ottima considerazione. Allora adesso lasciamo un po' di spazio
alla pubblicità, perché le domande da fare sono tante. Io ne ho in mente alcune anche simpatiche, naturalmente non dico a chi la farò. Qui però rimanete incollati al televisore perché ne vedremo ancora delle belle, come si dice. E quant'altro, però la prima cosa che dobbiamo normalizzare siamo noi. Nella mia testa il sogno di diventare imprenditore già a 16-17 anni. Bravo, sei molto più preparato di me. Un grande applauso per la Apri la tua agenzia viaggi. Con il network Infovacanze sarai assolutamente indipendente, ma affiancato da un team di tutor e colleghi sempre disponibili. Potrai far crescere la tua impresa specializzandoti in outgoing, ma se vorrai potrai sviluppare anche dei tuoi progetti di incoming. Prima di venire a parlare direttamente con me, passa dalle nostre agenzie, senti cosa dicono di noi e poi vieni a trovarci. Inizieremo un viaggio assieme. Per tutte le informazioni telefona il numero verde in sovraimpressione oppure entra nel sito www.infovacanze.it. Eccoci di nuovo qui, siamo in diretta, sono le 21:18, una domanda per Tonin. La consigliere regionale Zottis ha fatto un'analisi molto puntuale della situazione amministrativa, diciamo, come si sa molti comuni, circa 3.000 in Italia, qualche capoluogo di regione, addirittura anche la regione Piemonte, ci sono state appunto anche amministrative, quindi amministrative che hanno determinato una situazione un po' anomala, cioè quindi una vittoria netta di Salvini alle europee, però ad effetti a livello amministrativo locale, specialmente qui in Veneto, il PD in un certo senso ha contrastato ampiamente diciamo, la forza della Lega. Quindi cos'è successo secondo lei? Visto che comunque, ecco, ricordiamo che lei ha fatto il sindaco per 2 legislature.
Oddio, cos'è successo? Sicuramente le elezioni amministrative hanno degli aspetti estremamente diversi rispetto a un voto politico come quello che è rappresentato dalle europee. Per quanto riguarda noi, abbiamo zone dove abbiamo avuto consensi al 65-70%, per cui direi che l'esito generale è sicuramente estremamente soddisfacente. Ci sono alcune località, alcuni posti dove però i sindaci uscenti, i rapporti con determinati mondi, tipo l'associazionismo, i mondi delle pro loco, hanno fatto sì che chi esce, chi ha questi contatti e li porta avanti da tanto tempo, riesca a confermarli. Io credo siano pochi i comuni dove non c'è stato lo tsunami Lega. Dove questo non è avvenuto è proprio perché c'erano queste realtà, oppure comuni dove noi siamo riusciti a presentare delle liste purtroppo con dei ritardi, perché per fare l'attività politica a livello amministrativo bisogna partire nei tempi giusti, diciamo qualche anno. In alcuni comuni dove le cose non sono andate bene, direi che purtroppo siamo partiti con un breve ritardo. Se poi tu ti riferisci al voto, che ne so, delle città importanti, lì dipende molto da come sono gestite queste città. Per esempio a Padova, il PD ha tenuto, perché Padova amministra. Padova è una città molto complicata, è il mondo dell'università, di un forte radicamento clericale, e quindi lì la Lega non ha sfondato, anche perché abbiamo perso la gestione del comune per delle traversie che secondo me potevano essere compensate. Poco male, credo che sicuramente in futuro ci saranno tutti i presupposti per riprendere questi comuni anche importanti, perché credo che quello che sta succedendo non sia momentaneo. Certo che i cittadini aspettano delle risposte a livello economico, aspettano che riparta un po' anche il mondo dell'economia, uno dei grossi problemi è quello che viene discusso proprio questi giorni qua, le tasse. Io sono nel mio un imprenditore, oggi gli imprenditori combattono tutti i giorni con una tassazione che oggi è insostenibile, quindi l'unica soluzione per dare fiato a questa economia è rimettere in moto il mondo dell'imprenditoria, del lavoro, e non c'è alternativa all'abbassamento delle tasse. Se noi restiamo fermi a questi livelli qua, sicuramente non avremo grande scampo. Se come è vero, come sarà sicuramente vero, perché so che Matteo Salvini quando promette una cosa la mantiene, verrà trovato il sistema per applicare la flat tax, come si diceva, cioè sicuramente arriveremo a dare quelle soluzioni e rimetteremo in moto questo mondo, perché l'Italia, il nostro paese, non ha niente da invidiare a nessuno e le nostre capacità produttive sono sicuramente di livello mondiale e lo ridimostreremo. L'unico problema è che noi abbiamo la palla al piede rispetto ai nostri concorrenti anche europei ma anche internazionali, e l'unico sistema è quello di rimetterci a competere nella maniera giusta. Crossato, la Forza Italia è sempre stata un'iniziativa politica molto vicina agli imprenditori. In quest'ultimo anno credo che, io almeno personalmente faccio anch'io l'imprenditore, ma credo che veramente si è visto molto, aggiungo, molto poco, se non niente. Io ho visto indebitamento, è chiaro che dal punto di vista teorico questo è un modello dimostrato: quando si riducono le tasse c'è una maggiore propensione a pagarle, le tasse anche in sacche di dove non si pagano, però, e quindi di efficienza. Però qui finora ho visto manovre di aumento del debito, reddito di cittadinanza, quota 100, e le imprese invece in questo anno e mezzo, nonostante io in questa sede, in questa trasmissione ho supplicato a più riprese Salvini, anche se qualcuno degli ospiti mi ha detto ma perché chiedi a Salvini e fa il ministro dell'interno Salvini, perché magari ho visto in Salvini un interlocutore potenzialmente giusto, però tutto tace. Assolutamente, al governo abbiamo comunque due forze, una forza la Lega, il Movimento 5 Stelle, che ha puntato tutto sul reddito di cittadinanza, che dai numeri non ha nemmeno funzionato, e quindi ci troviamo una misura pesante
voluta soprattutto dal Movimento 5 Stelle, che non si sposa né con gli interessi nemmeno con le volontà dei nostri imprenditori veneti e del nord-est. E questo è sicuramente il primo indizio. Il secondo indizio invece è il fatto che a breve dovranno approvare la finanziaria nella quale dovranno trovare circa 50 miliardi di euro, e questo apre a 3 scenari. Il primo scenario è quello che auspico, l'eliminazione del reddito di cittadinanza, e ancora non basta. La seconda è una disgrazia vera e propria, sarà una patrimoniale, e la terza invece è la clausola dell'aumento dell'IVA, quindi porteranno l'IVA a circa il 25% per alcuni beni, e questo sarà un ulteriore balzello per le nostre imprese che si vedranno gran parte della loro produttività persa, e in più avremo dall'altra parte i consumatori che pagheranno effettivamente questa ulteriore tassa, e quindi un impoverimento di quella classe, di già una classe debole che ha pagato delle conseguenze in questo periodo. Quindi in questi scenari io non riesco a vedere un'altra possibilità che tornare al voto e ricordare all'amico Salvini che l'unico vero contratto che ha è stato il contratto con gli italiani, che l'hanno votato in base al programma, quel programma in cui c'era anche quella flat tax, che adesso dice però dai numeri sarà improbabile, soprattutto non tanto dai numeri economici quanto dai numeri del Parlamento. Il Movimento 5 Stelle non gli darà questa possibilità, e quindi ci troveremo ancora nuovamente con altre misure volte a creare della possibilità o comunque della spesa al sud, e le nostre imprese non vedranno alcun merito e alcuna agevolazione da queste misure. Ecco, Azotti, se abbiamo parlato un po' di economia, prima lei ha fatto un piccolo richiamo all'aspetto economico. Persino il governo Renzi aveva fatto tanto, no? Cioè alla fine uno dice: il governo di sinistra non sono abituati a parlare con le imprese, però industrializzazione 4.0, reddito, il Job Act, che comunque era un tentativo anche rischioso, insomma, di comunque scontentare un po' il discorso dei lavoratori, però è stato un avvicinamento alle imprese. Anche lui aveva capito che non si crea lavoro aiutando le imprese, e quindi non favorendo invece chi non vuole lavorare, come invece fanno i 5 Stelle con il reddito di cittadinanza. Però mi sembra che anche lei, non so come la pensa, ma in questo anno non ho visto grandi manovre. No, io l'ho detto prima che non vedo manovre, non vedo risultati, vedo manovre che vanno in una direzione che è quella sicuramente dell'assistenza, e di un'assistenza che crea debito, e quindi non certo investimenti, perché l'indebitamento si può fare nel momento in cui si producono investimenti e quindi si investe. È un indebitamento di tipo diverso, perché comunque vai ad indebitarti per creare ricchezza, e sono due cose completamente diverse, perché l'accusa è che anche noi avevamo fatto delle proposte di indebitamento, certo, che andavano in quella direzione, non solo nella direzione dell'assistenzialismo. Quindi è evidente dai dati economici che non stiamo crescendo, è evidente anche dai rapporti che comunque non riusciamo a tenere neanche in Europa così stabili, neanche con quei partner che in questo momento dovrebbero essere i partner di Salvini, perché da una parte io sento esponenti della Lega criticare molti dei paesi dell'est perché ricevono maggiori fondi e in qualche modo però non danno quella ricchezza che dovrebbe essere data, e dall'altra però sono i partner che vengono preferiti. Quindi i risultati ad oggi non ci sono. Sicuramente noi abbiamo sbagliato alcune cose, soprattutto abbiamo probabilmente sbagliato all'epoca da un aspetto comunicativo, e dall'altro a non far capire e a non incidere maggiormente sul fatto che lavorando verso le imprese stavamo cercando di dare maggiori diritti ai lavoratori. Sul lavoro flessibile abbiamo probabilmente anche sbagliato a non avviare maggiori controlli, nel senso che credo che nel 2019 il lavoro flessibile possa essere anche un'occasione, soprattutto per esempio per alcune donne, nel momento in cui è parità di diritti in termini anche tipo economico, ma anche in termini di opportunità, cioè deve essere una scelta, non un'imposizione. Allora, nel momento in cui ci sono dei controlli che permettono che questo sia una scelta, è una cosa positiva. Nel momento in cui si va
verso un'imposizione diventa assolutamente una cosa negativa. Quindi credo che ci siano degli elementi su cui possiamo anche ritornare e che erano assolutamente positivi, con dei margini logicamente di miglioramento. Vabbè, Mazzotti, se avete avuto 5 anni di tempo per realizzarli... No, abbiamo realizzati, dopodiché purtroppo insomma, non è andato molto, l'ho detto, abbiamo ricominciato un percorso di unità, che questo secondo me è estremamente importante anche nella composizione del partito, di come il partito si è espresso a livello di liste. Questo elemento bisogna continuarlo, perché nei 5 anni precedenti ci siamo anche divisi in modo eccessivo, compresa il momento del voto del referendum costituzionale. Questo l'elettore non lo può capire e l'elettore ti vede come contraddittorio e non credibile e non si può dargli torto. Ecco, Sammo, un'analisi politica di Zottis molto lucida, un partito che comunque, il Partito Democratico, nell'ultimo anno non ha fatto l'opposizione perché lacerata dalla scelta del segretario, poi alla fine sul filo di lana la scelta di Zingaretti, quindi un ritrovamento sulla coerenza, anche se poi devo essere sincero che molte cose non le ho capite, tipo il discorso dell'autonomia, scusi se ritorno sull'argomento, però non ho capito se il Partito Democratico in Veneto è favorevole o no all'autonomia, perché Zingaretti dice di no. Ecco, però magari volevo sapere un po' voi cosa ne pensate. Vabbè, allora innanzitutto bisogna dire che il referendum che è stato fatto, io dico che è la prima volta che non sono andata a votare, è un referendum assolutamente inutile. La consultazione, sono stati sprecati secondo me milioni di euro, perché chiedere comunque ai veneti, la domanda insomma che veniva fatta all'interno del quesito era del tipo vuoi bene alla mamma, insomma, quindi io credo che sia stato uno spottone elettorale e fine, quindi di per sé fare il referendum sia stato un errore proprio per... È costato anche 15 milioni, 14 milioni. Sì, appunto, è stato uno spreco di denaro, perché si poteva fare tranquillamente la stessa scelta prendendosi come Lega a livello regionale la scelta di chiedere l'autonomia. Poi una questione è l'autonomia, una questione è il federalismo. Noi abbiamo fatto anche come Partito Democratico più proposte negli anni, anche i nostri parlamentari veneziani, sulla questione del federalismo. L'autonomia vista come contrapposizione tra regioni non va bene, ci isola, mentre la questione del federalismo è la questione di un ritorno delle risorse nel territorio, così come una questione legata alla sussidiarietà o comunque faccio l'esempio di Venezia, insomma da tempo chiediamo anche entrate speciali, ovviamente per le peculiarità dei vari territori. Siamo assolutamente favorevoli. Invece l'idea solo di autonomia / separatismo, perché dopo anche a Venezia ogni tanto arrivano queste manifestazioni dei separatisti per fare nome, ecco, e quindi sfruttano l'immagine di Venezia, non le condividiamo, ci isolano dall'Italia, ma ci isola anche lo stesso schema che ha utilizzato Salvini a livello europeo, quindi prima gli italiani, e vediamo che di fatto è isolato da Orban, è isolato da tutti gli altri, anche in quel caso è stato isolato anche da tutte le altre forze politiche con le quali voleva allearsi e che l'hanno rifiutato in questi giorni, e vediamo quali sono gli effetti. E l'isolamento non porta ad alcunché. Veniva prima ricordata la questione anche imprenditoriale eccetera. Noi all'interno di un'Europa con un euro forte, che è stata la moneta l'unica che è riuscita a contrastare anche il dollaro, siamo riusciti a garantire stabilità in realtà in tutti questi anni, per quanto tanti ne dicano sull'euro, e a garantire anche che non ci fossero queste inflazioni e garantendo anche in realtà i nostri imprenditori. Quindi isolarsi non porta a nulla. Una questione invece sul federalismo e su entrate che rientrino è un'altra cosa. Ecco. Bene, allora Chiozotto, le faccio una domanda da stregone, no? Da sfera di cristallo, no? Qui si parla, tutti vogliono le elezioni secondo me. Allora, perché faccio una valutazione così estemporanea. Il PD dice sto recuperando e quindi voglio approfittare di una kermesse politica, Zotti mi corregga se sbaglio, approfitto della cosa per consolidare quello che è. Fratelli d'Italia dice lo stesso, anch'io sono cresciuto, voglio consolidare. Ancora di più Salvini, Forza Italia dice forse mi aspetto da questo passo, quindi un patto poi con un Salvini forte. Ma alla fine, quindi possiamo già dare una data oppure Chiozotto? Diciamo che la sfera di cristallo non ce l'ho. Comunque penso che si andrà in quella direzione, perché lo scenario attuale porta solo a quella conclusione. Adesso abbiamo Salvini che comunque
vuole mantenere i patti con il Movimento 5 Stelle, questo mette un po' le corde ai 5 Stelle, perché ovviamente Salvini adesso, essendo la parte forte, comincerà a mettere sul tavolo quelli sono i suoi must, e diciamo che se i 5 Stelle cedono alle richieste di Salvini, molto probabilmente perderanno anche quel diciamo, parte dell'elettorato che gli è rimasto. Se comunque mettono i paletti, ovviamente io penso che Salvini si trova costretto a dover far cadere il governo e si debba andare alle elezioni. Questo attualmente è uno scenario che si può vedere una diciamo, alleanza tra Salvini, la Lega e Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che porterebbe, secondo me, avendo questi numeri qua, a poter governare l'Italia. Quindi senza Forza Italia, quindi senza Crosato. Ma diciamo che sembra che Giorgia Meloni e Berlusconi ultimamente non vadano molto d'accordo. Ho letto anche prima una dichiarazione dove Berlusconi continua così a prendere in giro Giorgia Meloni giustamente replica che non deve diciamo, chiedere niente a Silvio Berlusconi. Bene, allora, Tonino, andiamo un po' più nel dettaglio. Settembre o febbraio? Le elezioni? Beh, guardate, io credo che Salvini sia un uomo di parola, però credo anche che siamo arrivati al dunque. Cioè adesso stiamo nella direzione del fare le cose, per cui i nostri diciamo pseudo alleati dei 5 Stelle sicuramente saranno di fronte a un bivio, no? Perché o le cose si fanno, c'è un contratto da rispettare e bisogna andare avanti. Se le cose non si fanno salterà il governo, ma io credo che converrà anche ai 5 Stelle di portare avanti il programma che è stato condiviso. Questo programma prevede appunto, come dicevo prima, la flat tax, prevede l'autonomia. Io credo che se il governo salterà proprio se i nostri amici del 5 Stelle si opporranno all'autonomia. Mi fa specie quello che hanno dichiarato le amiche del PD poc'anzi, perché diciamo da parte di un partito come il PD temere quello che è l'espressione popolare tipo l'autonomia. Io vorrei ricordare che il referendum sull'autonomia ha portato 2.400.000 veneti al voto. Credo che questa forza sia una forza fondamentale e quindi cioè questo è il marchio che c'è il popolo veneto principalmente ha messo su questa richiesta, che è una richiesta assolutamente legittima, prevista dalla Costituzione, prevede le 23 materie che devono essere ripartite senza andare a togliere niente a nessuno delle altre regioni d'Italia, perché si tratta di adoperare meglio le risorse e noi veneti principalmente l'abbiamo sempre dimostrato di saper fare le cose e di poter fare anche da maestri agli altri. Cioè è chiaro che non è più possibile sperperare i soldi di tutti, non è possibile che ci siano disparità di costi fra regioni, vuol dire che dietro a questa disparità ci sono dei fattori che non possono essere più tollerati e quindi chiediamo ancora più fortemente l'autonomia. L'autonomia deve assolutamente arrivare. Se questo non arriverà perché i nostri alleati del 5 Stelle si opporranno, allora sì, andremo al voto. Quindi io credo che prima bisogna patti chiari e amicizia lunga. Però Zotis, io mi faccio una domanda, una riflessione. Dico, la Lega ha tolto la scritta Nord, ha fatto un'alleanza con le regioni del sud, perché evidentemente questo consenso politico che è stato fatto per le europee evidentemente è frutto anche di una campagna elettorale intensa, che non è che è stata fatta solo nell'ultimo mese, ma mesi e mesi addietro. Il ministro Salvini è andato in giro per l'Italia, specialmente al sud, ricordiamoci l'Abruzzo, ricordiamoci la Sardegna, e alla fine comunque sembra che l'autonomia rientri nel patto di governo. Io credo che ci sia qualcosa che non va. C'è molto che non va, compresa Salvini è stato molto abile a scaricare tra l'altro gli insuccessi del governo sui 5 Stelle e a far capire che era colpa solo dei 5 Stelle e non della Lega. C'è molto che non va, ma ultimamente Salvini ha detto che darà più autonomia a tutte le regioni, senza declinare cosa significhi più autonomia a tutte le regioni, senza dire il perché ad oggi quel patto con la Regione Veneto non sia possibile. Voglio anche essere molto chiara. Io
contrariamente a Monica sono andata a votare al referendum, perché era un referendum ormai dato, sul quale anch'io non ero d'accordo, nel senso che nel momento in cui questo era possibile con una trattativa era meglio andare a trattativa invece che spendere soldi, ma come dovere istituzionale di consigliere regionale mi sono sentita in dovere di andare a votare. E credo anche che un processo di federalismo si debba mettere in atto, ok? Quindi assolutamente nessuna paura, però un processo di federalismo che deriva anche da una legge tra l'altro pendente, perché abbiamo una legge 46 del 2009 che potremo cominciare ad applicare invece che andare a fare tanti ridisegni, e anche da un ridisegno di quelli che sono i poteri. Per me, quanto mi riguarda, ci vogliono maggiori risorse sicuramente per i territori, una cessione di poteri su alcune materie in Europa e un maggior potere magari sul tavolo delle regioni, dallo Stato all'Europa, e un maggior anche in maggiori introiti per quanto riguarda le città e i poli. Quindi un disegno complessivo in mente noi ce lo abbiamo, non è vero che non ce lo abbiamo, dobbiamo spiegarlo meglio, lo spiegheremo meglio. Certo, non abbiamo assolutamente paura, ma mentre noi stiamo dicendo alcune cose che sono anche fattibili, si parla di 9 decimi e di 23 materie, cosa che ad oggi non è fattibile perché crea chiaramente degli scontri con altre regioni. Ad oggi ci dicono faremo l'autonomia per tutte le regioni, noi siamo in attesa di vedere, visto che governano loro, qual è il disegno per tutte le regioni. Quando vedremo qual è il disegno per tutte le regioni, perché questo mi pare sia adesso il compromesso tra Salvini e i 5 Stelle, forse saremo anche contenti, questo non posso saperlo. Ho fortissimi dubbi. Ad oggi sia Salvini che Zaia sono stati bravissimi sul cercare di creare questa identità di sicurezza, nel caso di Salvini a livello nazionale, nel caso di Zaia a livello locale, di relazioni e di radicamento fortissimo. Su questo complimenti, però sui risultati effettivi non li abbiamo visti e non credo che li vedremo. Dopodiché sul fatto che andremo a elezioni non lo so, perché ho paura che Salvini voglia in qualche modo erodere tutto il centrodestra e fare quell'operazione che in qualche modo il PD stava tentando di fare alla sua nascita, cercando di fare un grande polo di centrosinistra e di sinistra. Questo è quello che penso nei confronti della Lega e nei confronti di Salvini. Nel caso della Regione Veneto forse è ancora più evidente, perché è chiaro che perdono voti gli altri partiti. In questo momento sono al governo con Zaia e l'elettorato identifica il centrodestra con Zaia. Perché poi oltretutto Crossato, prima, proprio qualche giorno prima del 26 maggio famoso, Di Maio è stato molto chiaro sui giornali, è apparso dicendo non c'è sul tavolo niente che riguardi l'autonomia. E ovviamente lui era preoccupato del consenso del Sud. Quindi secondo lei come potrebbe il 5 Stelle poi autorizzare l'autonomia quando si sa bene che le regioni del Sud non lo vorrebbero? Cioè, me lo chiedo anche da questo punto di vista. Quindi veramente dietro l'angolo la situazione è un po' esplosiva dal punto di vista del governo. Dietro l'angolo c'è una bella bomba perché comunque almeno il precedente governo aveva disegnato un percorso per il raggiungimento dell'autonomia in Parlamento. Lo aveva disegnato attraverso una ratifica, l'esempio era quello della ratifica dello Stato da parte degli accordi con la Chiesa, quindi c'era un disegno che non era definito dalla nostra Carta Costituzionale, ma bensì da una prassi. Purtroppo questa prassi non c'è, quindi abbiamo saputo che non vi sarà una ratifica così com'è, ma bensì una seconda trattazione, prima in Parlamento, poi un ritorno in regione, quindi praticamente il percorso diventa anche molto ingarbugliato e quindi diciamo che mi sa che non avremo l'autonomia, quell'autonomia che ci serve tantissimo. Io sono un amministratore comunale, provinciale, ho patito tantissimo il patto di stabilità, fondi di solidarietà vari e quindi per me la prima autonomia al di là delle materie è l'autonomia contabile. Vogliamo risorse da investire, nella nostra provincia abbiamo ponti da mettere a posto, strade, i comuni a cui è stata affidata, il vero federalismo è stato fatto in maniera inversa da parte dei comuni, ai comuni è stata affidata tutta l'attività riguardante la sfera sociale, cioè quelle materie, quelle competenze importantissime che però non riescono ad assolvere molto spesso in maniera voluta da parte di amministratori di qualsiasi colore politico perché non hanno le risorse. Noi crediamo che queste risorse devono tornare, soprattutto viene detto, soprattutto da parte degli esponenti del 5 Stelle, che vi sarà un impoverimento al sud, invece non è così, l'accordo praticamente riguarda dei costi cosiddetti storici, quindi praticamente se la regione è brava come
la Regione Veneto ha dato già esempio di risparmiare risorse. Queste risorse possono essere svincolate e utilizzate in altre materie, che è un po' quello che vogliamo, cioè risparmiando in alcune attività si riesce, ma perché? Non perché riduciamo i servizi, ma perché utilizziamo in maniera più efficiente le risorse, possiamo svincolarli e utilizzarli in altre materie. Mi è molto cara la materia del sociale, che ripeto, completamente affidata ai comuni praticamente. E quindi dobbiamo cercare di ritornare a quell'autonomia, l'autonomia delle risorse. Poi si parlerà di materie, io ricordo sempre che c'è anche da affrontare la materia, ovvero la legge del Rio. Purtroppo c'è stata una modifica che ha portato a una distruzione completa delle province, una distruzione sia per quanto riguarda le materie e sia anche per l'attività delle risorse. Dobbiamo mettere mano anche a questo. Abbiamo visto che mentre la Lega in questo ci dà una mano, una spalla, purtroppo a livello del Movimento 5 Stelle, anche perché ovviamente non hanno praticamente rappresentanti locali, questo già dà l'idea del grado di affidabilità che viene dato al Movimento 5 Stelle a livello locale, e praticamente c'è questa riforma del Rio da riprendere, una riforma molto lenta, da completamente stravolgere. Vogliamo ritornare ad avere le elezioni provinciali. Se vogliono, come spero, mantenere le province, dobbiamo dargli una dignità, una capacità anche di rispondere alle esigenze delle persone. Abbiamo strade e ponti da rifare. Benissimo, grazie allora di questo intervento. Andiamo avanti con un po' di pubblicità e poi gli ultimi infuocati, spero, 10 minuti. Grazie, a dopo. E quant'altro, però la prima cosa che dobbiamo normalizzare siamo noi. Nella mia testa il sogno di diventare imprenditore già a 16-17 anni. Bravo, sei molto più preparato di me. Un grande applauso per Roberto. Apri la tua agenzia viaggi. Con il network InfoVacanze sarai assolutamente indipendente, ma affiancato da un team di tutor e colleghi sempre disponibili. Potrai far crescere la tua impresa specializzandoti in outgoing, ma se vorrai potrai sviluppare anche dei tuoi progetti di incoming. Prima di venire a parlare direttamente con me, passa dalle nostre agenzie, senti cosa dicono di noi e poi vieni a trovarci. Inizieremo un viaggio assieme. Per tutte le informazioni telefona al numero verde in sovraimpressione oppure entra nel sito www.infovacanze.it. Amici telespettatori di Nuovo in Diretta, sono le 21:48, Exo 01, il nostro main sponsor, un'agenzia di comunicazione che si occupa di andare in profondità analizzare le esigenze delle imprese.
cercare di fare proprie e poi trasformarle successivamente in mezzi di comunicazione. Spesso invece avviene il contrario, vengono prodotti mezzi di comunicazione che non sono coerenti con gli obiettivi delle imprese. TV, giornali, social e video emozionali sono gli strumenti più moderni che vengono utilizzati per far conoscere le attività delle imprese. Siamo a Milano, in provincia di Venezia. Bene, continuiamo con le domande con i nostri ospiti, grazie al nostro regista Marco. Chiozotto, comincia la par condicio e puntualmente viene fuori il discorso del fascismo. La sinistra tira fuori questo spauracchio, sono passati 60 anni, 70, sì. Non si capisce più, però puntualmente sembra un orologio svizzero, qualche giorno prima, non proprio il giorno stesso. Ma com'è? Cos'è sta storia? I numeri parlano chiaramente. Prima delle elezioni è stata fuori lo spauracchio del fascismo. A fine delle elezioni abbiamo visto i voti che hanno preso i partiti di estrema destra, l'1,5%. Pertanto questa è una dimostrazione, una prova provata, che si cerca di aggrapparsi a qualsiasi, fantasma per poter, paventare pericoli che non esistono. Cioè, a questo punto spero che sia l'ultima volta che esca una cosa del genere, ed effettivamente anche oggi Zingaretti ha detto no, ma effettivamente il fascismo penso che non sia più possibile che possa ritornare in Italia, ovviamente a fine delle elezioni. Speriamo che sia l'ultima volta, che si aggrappino a queste cose. Sambo, ma come mai c'è la sinistra ogni tanto usa questi, un po' va contro, una volta si andava contro Berlusconi, poi sono venuti fuori vari argomenti, adesso puntualmente quando ci sono le elezioni si parla di antifascismo, cortei antifascisti. Ricordiamoci cos'è successo a marzo 2018, grazie secondo me, io ripeto, me ne intendo un po' di comunicazione, però se uno parla dell'avversario fa doppia pubblicità, come si dice in gergo tecnico, quindi infatti per dire Casa Pound ha raggiunto quasi 1 milione di voti. No, secondo me la questione non è legata strettamente alle elezioni. Ci sono purtroppo partiti che ancora si rifanno al fascismo, ci sono dichiarazioni anche di esponenti del partito della Meloni che tante volte ricordano il Mussolini, o ricordano comunque un periodo molto triste o giustificano un periodo molto triste della nostra storia. Io credo che vada invece ricordata la storia dell'antifascismo. Mi viene in mente solamente ieri che in Consiglio Comunale ho dichiarato che il Querini Stampagli è stata una biblioteca, fondazione antifascista. Ho sentito un brusio solamente ed era post elezioni, perché ho parlato di antifascismo e di una realtà storica antifascista come se fosse una parolaccia. A me sembra esattamente il contrario. Io credo invece che ricordare questi valori sia importante, e soprattutto per evitare, quindi ovviamente imparare, cioè continuare a ricordare e studiare e ricordare il passato aiuta certamente certamente non potrà tornare il fascismo come lo è stato all'epoca, però che ci possano essere delle ricadute negative sul paese non lo escluderei, soprattutto da molte dichiarazioni anche alle volte da Però vede, giustamente lei parla di antifascismo, però chi manifesta contro l'antifascismo in che maniera lo manifesta? Violentemente. Ma non è vero. Ma no, non è vero, ci sono tantissime, ci sono state manifestazioni antifasciste a Venezia, perfettamente pacifiche, e assolutamente non sento che vengano condannate, quelle che vengono fatte violentemente dai centri sociali. Guardi, a Venezia le assicuro che in tutte le realtà che sono state, anche gli ultimi cortei antifascisti che ci sono stati, sono assolutamente infatti il centro rivolta continua a essere là, bello, fermo, fisso, e nessuno lo toglie da di là. Assolutamente, ricordo che il 25 aprile ha avuto una grandissima partecipazione, proprio perché alcune dichiarazioni anche in vista delle europee facevano ritenere in alcuni paesi che ci fossero comunque delle idee che tornassero indietro veramente di decenni, e quindi la partecipazione è stata veramente corale, a prescindere da destra e sinistra, ma di chi si ritiene antifascista. Perché secondo me l'antifascismo non è né di destra né di sinistra. Purtroppo una parte della destra lo rinnega, invece secondo me l'Italia di per sé deve ricordare. È giusto che vengano ricordate le brutte cose fatte dal fascismo, ma è giusto che vengano anche ricordate
pariteticamente quello che è stato fatto No, guardi, perché se non può giustificarsi. no, quello che ha fatto i partigiani non possono essere giustificati. Quello che è successo alle foibe non può essere giustificato, cioè quello lasciamo perdere. Viene Okay? commemorato. Alzo bandiera bianca, alzo bandiera bianca, alzo bandiera bianca. No, le foibe le abbiamo condannate in Consiglio regionale, c'è la giornata del certo. ricordo Ma sicuramente, ma e la giornata chi ha della tirato fuori memoria. le Quindi foibe? attenzione che non è vero che il PD non condanna e non ricorda tutti i totalitarismi. Ma da quant'è che c'è la Punto commemorazione e delle stop. foibe? E chi è stato a chiedere la commemorazione delle foibe? Il PD? Noi l'abbiamo accettato subito certo. e in Consiglio regionale Però abbiamo votato più mozioni in merito. Addirittura non abbiamo avuto le stesse risposte a rete contraria. l'Associazione Nazionale Partigiani nega l'esistenza delle foibe. Non è vero, è stato un circo dell'Ampi a rinnegarlo, l'associazione nazionale partigiani l'ha condannata, voglio dire, ci mancherebbe anche altro che non lo condannassero. E l'associazione partigiani di Jesolo ha partecipato insieme per esempio alla sottoscritta alla manifestazione contro le foibe quando c'è stata a Jesolo, ok? Quindi non stiamo a dire che siccome uno sbaglia tutti sbagliamo, ok? Allora, ci sono se viene delle fuori che dire manifestazioni. qualcuno del partito della Meroni tira fuori il fascismo, per uno sbagliano tutti Ma quanti. non l'abbiamo fatto noi come PD, però questo. Cosa? Quello delle foibe non ci siamo detti contro le foibe, a favore allora non è delle la foibe. sinistra, stiamo parlando di No, destra io e sto sinistra. parlando di movimenti esterni al PD e lei sta parlando invece di membri del partito. Sì, ma sono due cose diverse ripeto, con le foibe, chi le ha responsabilità tirate fuori? diverse. Voi l'avete riconosciuta, ma a fronte di cosa? A fronte di che? A fronte di una richiesta chiara? No, vabbè, No. d'accordo. Senta, io credo una cosa che poi alla fine, piuttosto che accapigliarsi su fascismo e antifascismo, ci sono problemi urgenti in Italia da risolvere e io credo che certi partiti che hanno dimensioni nazionali dovrebbero un po' sganciarsi da queste problematiche e pensare a risolvere i problemi sociali della gente, le famiglie che non arrivano a fine mese, che hanno un solo pasto, che non prendono 700 euro al mese e devono andare avanti, pensionati che non prendono la pensione. Io credo che sia una responsabilità, parlo in generale, di parlare di argomenti che sono semplicemente di propaganda e non bisogna mai dimenticarsi che ci sono delle persone che vivono in Italia, che votano e che hanno bisogno di elementi essenziali, uno Stato efficiente, uno Stato che pensa a loro e uno Stato che non pensa solo a ideologie retro che ormai non potranno mai più tornare. Cosa ne pensa Tonino, lei che ha esperienza? Sono perfettamente in linea con lei, cioè io preferisco sicuramente parlare del domani e dell'oggi, diciamo, no? Le logiche fascismo, antifascismo secondo me sono fatti lontani, ormai superati. C'è anche qualche così, io la vedo anche folcloristica perché diciamo, cioè certe iniziative, vedi quella dei tifosi laziali a Milano, sono cose che hanno il sapore del folklore, diciamo, no? Ecco, quindi cioè, io le supererei, cioè, effettivamente come dicevi tu c'è da pensare a risolvere i problemi delle famiglie che non arrivano a fine mese, il problema del lavoro, il problema della competitività. E quindi questo è i temi su cui ci dobbiamo confrontare, però devo ricordare anche che molte volte da alcune frange della sinistra arrivano iniziative violente e mi riferisco ai centri sociali o a qualche cosa del genere, quindi per carità, io so che quando ho partecipato a qualche manifestazione le beghe sono venute fuori proprio da quelle frange dei centri sociali, insomma, che dopo si scontrano con le altre, ma sono cose create apposta per creare. Ecco, tutti gli estremismi, Tonin, sì, vanno condannati sicuramente. Devono essere eliminati, no? Non ci ricordiamo. Niente non ci di più dimentichiamo lontano da me di queste cose. No, ci mancherebbe. Però ricordiamoci quando Bossi è venuto a Venezia, lì che c'erano insomma giornalisti mandati via, trattati male. Cioè, sicuramente diciamo che in generale non bisogna mai arrivare a situazioni di non confronto. C'erano anche delle provocazioni però. Di pensare... Io sono, come dicevi prima, un vecchio militante e ho visto... la bandiera italiana alle manifestazioni era molto provocatoria quella roba. Era molto diciamo agli italiani che esporre la bandiera italiana è provocatorio, perché ovviamente bisogna ricordare il passato non molto lontano della Lega, che era il nord contro mi sud. racconti di questa mozione della 194, perché sennò qualcuno mi uccide, mi dica un po' che cos'è. Sì, ieri in Consiglio Comunale a Venezia abbiamo votato una mozione a sostegno della legge 194 per l'interruzione volontaria di gravidanza. La legge ha molti anni ma è ancora attuale.
Ricordiamo ovviamente che una donna che decide di interrompere la gravidanza, nessuno di noi dei presenti, né uomini né donne, può capire quale sia il dolore, e abbiamo voluto quindi in qualche modo dare il nostro sostegno, perché purtroppo in Italia c'è ancora un altissimo tasso di obiettori di coscienza che fanno sì che la legge 194, che ripeto è ancora attualissima per quanto siano passati tantissimi anni, non sia attuata completamente. Il Veneto purtroppo è un fanalino di coda dell'Italia settentrionale e centrale, perché abbiamo all'incirca il 75% di medici obiettori, era il 77% fino a qualche anno fa, quindi stiamo migliorando, però siamo veramente il fanalino di coda. Peggio di noi va il sud sicuramente, però tra l'Italia centrale e settentrionale il Veneto è la regione che va peggio da questo punto di vista. Bisogna che ci sia un trend diverso, perché non è possibile che chi decide di fare una scelta così tremenda e difficile debba anche subire delle tempistiche poi così lunghe da dover soffrire ancora di più. Questa è stata votata non purtroppo all'unanimità, la Presidente del Consiglio donna si è astenuta, 2 consiglieri di maggioranza hanno votato contro e la Lega non ha partecipato al voto. Ecco, aggiungo semplicemente una cosa, se no il mio Marco regista mi taglia, è che è ancora più, fra virgolette, scandaloso che con una cosa acquisita come la legge 194 al Congresso delle Famiglie c'è qualcuno che addirittura parla di abolirla. Uno scandalo, cioè una cosa conquistata nel rispetto della donna e della sua libertà, veramente, secondo il mio punto di vista, è un estremo che va stigmatizzato. Ringrazio velocemente i nostri ospiti: Emanuele Cosato, candidato europeo di Forza Italia, consigliere provinciale di Treviso; Francesca Zottis, consigliere regionale Partito Democratico; Grazie. Monica Sama, consigliere comunale di Venezia Partito Democratico; Grazie. Marco Chiozotto, simpatizzante Fratelli d'Italia per Mestre Venezia; Paolo Tonin, coordinatore e segretario Lega per il Cittadellese Padova. Buonasera a tutti. Ecco, ringrazio il nostro team, Marco ed Eros. Quello che vi voglio dire, sicuramente giovedì, venerdì riprendiamo le nostre puntate con politica, cultura e chi ne ha più ne metta, però mi raccomando, quello che dico sempre, cominciamo a ragionare sempre in termini costruttivi, cerchiamo di analizzare il post voto, perché ovviamente la partita a livello politico, vi possiamo garantire, e l'abbiamo scoperto con questo confronto oggi, non è assolutamente finita, anzi direi che è appena cominciata. Alla prossima.